Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Piano rifiuti e emergenza idrica, caos e inefficienze nella gestione. La Corte dei Conti bacchetta la Regione. Sul tavolo 2 dossier, c'è tempo fino all'8 settembre per la replica. Per ore in mezzo al mare in travaglio, naufraga incinta, viene finalmente soccorsa e trasportata in elicottero all'ospedale di Trapani. Eseguito parto cesareo d'urgenza, adesso mamma e bimba stanno bene. Protesta contro il taglio dei contributi per i minori stranieri, così il sistema rischia il collasso, spiegano gli operatori del settore. Catania ricorda Sant'Euplio, il martire compatrono della città, celebrazioni in cattedrale nella cripta a precedere i festeggiamenti di metà agosto di Sant'Agata. Le 3 libraie di Giarre. Nel catanese, grazie all'intraprendenza di 3 donne, il comune ionico ha di nuovo uno spazio culturale e di aggregazione sociale. La poesia e musica di Bruno Risas, protagonista ad Agrigento, il cantautore ospite del Festival Il Mito. Calcio, tegola, Gomis per il Palermo, il portiere si infortuna e ne avrà per almeno 4 mesi il rosanero alla ricerca di un nuovo estremo difensore. In Serie C nel prossimo fine settimana il primo turno della Coppa Italia con le siciliane tutte impegnate, ma intanto non si ferma il mercato. Caos e inefficienze nella gestione dei rifiuti e della crisi idrica. La Corte dei Conti bacchetta la Regione. Sul tavolo 2 dossier, c'è tempo fino all'8 settembre per la replica, ma ci dice tutto Lorena Dolci. Piano rifiuti ed emergenza idrica. La Corte dei Conti bacchetta la Regione su 2 servizi che si ripercuotono direttamente sui cittadini. Passa ai raggi X gli ultimi 25 anni di gestione, sottolineando ritardi, gestione inefficiente, impianti obsoleti. Un caos pericolosissimo. 2 dossier sul tavolo. Tanti dubbi sui termovalorizzatori in fase di appalto proprio in questi giorni al costo di 400 milioni l'uno. Sebbene la tecnologia consenta oggi impianti a basso impatto ambientale, la scelta della Regione, scrivono i magistrati di controllo, è in controtendenza rispetto alle direttive dell'Unione Europea, mentre l'isola resta lontana con il suo 55% di differenziata dall'obiettivo europeo del 10%. Il risultato è una tari alle stelle. In generale poi la Corte dei Conti lamenta mancanza di documentazione e trasparenza da parte della Regione e si scopre che le relazioni sull'emergenza idrica si sono perse perché l'archivio si è allagato. Ma i dati ci sono e parlano chiaro. Dei 45 grandi invasi artificiali ne sono attivi solo 38. Clima e siccità influiscono, dice la Corte dei Conti, ma peggio fanno il deficit di programmazione e la carenza di manutenzione. Un duro atto d'accusa. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte della Regione, che ha tempo fino all'8 settembre per presentare le sue controdeduzioni. Se Schifani ostenta serenità per il percorso fin qui seguito, l'opposizione spara alzo zero. L'udienza sarà il momento della verità, dice Michele Catanzaro, capogruppo del PD all'Ars. La Corte dei Conti continua a certificare ciò che i siciliani vivono ogni giorno: una regione paralizzata, incapace di pianificare, gestire e garantire servizi essenziali. A Messina, raccolta dalla polizia la testimonianza della 15enne vittima di un'aggressione sessuale nella notte tra sabato e domenica. Dalle sue parole e dalle immagini di videosorveglianza si confida di risalire all'autore dell'aggressione, Francesco Triolo. Il racconto della 15enne vittima dell'aggressione sessuale nella notte tra sabato e domenica a Messina sarà fondamentale per ricostruire quanto avvenuto in una via adiacente alla centrale Piazza Cheroli. La giovane, durante un colloquio protetto in ospedale con il supporto di uno psicologo, ha parlato ieri sera con gli agenti della squadra mobile. Il suo stato emotivo è ancora molto fragile, scossa da quanto avvenuto. Quanto detto agli agenti fa parte di un verbale secretato che la squadra mobile ha inviato a 2 procure, quella ordinaria e quella per i minori, che hanno aperto 2 fascicoli d'inchiesta in questo momento separati. Dalle sue parole, gli investigatori contavano di avere indizi non solo sull'identità dell'aggressore, se lo conoscesse o meno, ma anche sul luogo dove tutto è avvenuto. Nella giornata di ieri, infatti, i poliziotti hanno acquisito decine di schede delle telecamere di videosorveglianza della zona, ma con le indicazioni della giovane potranno concentrarsi su quelle vie dove sarebbe avvenuta la violenza e andare a ritroso per risalire all'identità per adesso sconosciuta dell'aggressore. Sulla vicenda è intervenuto anche il garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del comune, Giovanni Amante, che si è detto attonito e ridotto al silenzio. Un gravissimo atto che ha colpito tutti, nessuno escluso, un fatto che ha portato dolore in ogni casa, perché ha detto: siamo tutti sempre preoccupati per la tutela e il benessere dei nostri ragazzi.
Una serata in pizzeria si è trasformata in un dramma ad Agrigento. Una moto ha investito una giovane donna che ora è in ospedale in gravi condizioni, feriti anche 2 ventenni. Davide Sardo. Una cena in pizzeria si stava trasformando in una tragedia. In una serata che avrebbe dovuto essere di relax e tranquillità, nemmeno poter gustare una semplice pizza è sembrato sicuro. Nel quartiere di Villaggio Mosè ad Agrigento un incidente ha improvvisamente spezzato la serenità dei presenti. Ieri sera in viale Leonardo Sciascia un giovane di 21 anni alla guida di una moto ha perso il controllo del mezzo. La moto si è schiantata contro l'arredo esterno di una pizzeria, travolgendo una ventenne di Agrigento che si trovava proprio lì vicino. La ragazza è stata investita in pieno e ha riportato diversi traumi. I soccorsi sono stati immediati. La giovane è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Giovanni di Dio, mentre anche il motociclista è rimasto ferito e ricoverato per le cure del caso. La violenza dell'impatto ha distrutto vasi, piante e parte dell'arredo esterno della pizzeria, lasciando dietro di sé una scena di grande confusione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della stazione volante della questura che hanno messo in sicurezza l'area, raccolto testimonianze e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Un episodio che desta preoccupazione. La sicurezza sulle strade resta una priorità, soprattutto in zone frequentate da pedoni e attività commerciali. Secondo l'osservatorio ASAPS, dall'inizio dell'anno in Italia sono morti 224 pedoni, la metà con più di 65 anni. Tra le regioni più colpite c'è il Lazio, seguito da Lombardia, Emilia-Romagna e la Sicilia con 18 decessi. Per ore in mezzo al mare in travaglio, naufraga incinta, viene finalmente soccorsa e trasportata in elicottero all'ospedale di Trapani. Eseguito un parto cesareo d'urgenza, adesso mamma e bimba stanno bene. Laura Spanò. Il lungo travaglio, la disperazione in mezzo al mare e una bimba in arrivo in balia delle onde del Mediterraneo, ore di attesa lunghissime quando finalmente la donna viene prelevata da un elicottero partito da Lampedusa destinazione Trapani. Per 4 ore il personale medico di Sea-Watch ha assistito madre e nascitura a rischio soffocamento per una grave e rara complicanza sopraggiunta durante il parto. Il racconto delle ONG seguito dalle parole dei medici del Sant'Antonio Abate di Trapani. La donna sta bene, eppure la bimba. Il fiocco rosa al reparto di ostetricia e ginecologia con l'equipe del dottore Iannone che ha eseguito un taglio cesareo urgente. Fatima adesso è mamma e la bimba, che pesa 3,4 kg, sta bene. Entrambe vengono seguite dai medici dell'ospedale. Una storia a lieto fine iniziata con una mamma che, pur nella gravità della situazione, ha deciso di intraprendere un viaggio rischioso a bordo di un natante in cerca di libertà e di una vita migliore da offrire alla sua bimba. Attraversando quel Mediterraneo che per una volta è tornato a unire popoli, non a interpretare la parte del cimitero di uomini. L'allarme sulle condizioni critiche della donna era scattato nel tardo pomeriggio di lunedì dalla nave della Sea-Watch che aveva effettuato il soccorso del gruppo di migranti. E intanto con il taglio dei contributi ai comuni da parte del governo nazionale il sistema dell'accoglienza dei minori stranieri rischia il collasso. Stamattina a Caltanissetta la protesta degli operatori e dei ragazzi ospiti delle comunità. Rita Cinardi. Sono oltre 3.000 in Sicilia i minori stranieri non accompagnati che rischiano di essere tagliati fuori da ogni opportunità. La tagliola del governo nazionale, che ha deciso di ridurre i rimborsi ai comuni, metterà a dura prova il sistema con le comunità costrette a chiudere i battenti. Per questo motivo a Caltanissetta gli operatori dell'accoglienza hanno deciso di protestare. Se fino ad oggi il Viminale aveva erogato tramite le prefetture un contributo giornaliero di 100 euro per minore, adesso le regole sono cambiate. Dei soldi che vengono anticipati dai comuni e poi restituiti, lo Stato rimborserà soltanto il 35%. Stiamo facendo da banca allo Stato, ci stiamo indebitando, noi specialmente della provincia, ci tengo a precisare, di Agrigento, e da giugno del 2024 che non prendiamo neanche un euro. L'ANCI ha stimato che il taglio peserebbe sui comuni per oltre 60 milioni di euro a livello nazionale, ma la Sicilia è una delle regioni dove gli effetti sarebbero maggiormente avvertiti. Basta guardare i numeri, infatti, per rendersi conto che l'isola accoglie il 30% dei ragazzi a livello nazionale. Noi abbiamo con loro dei percorsi di integrazione molto importanti, che sia l'inserimento lavorativo per il futuro, visto che spesso si tende a dire che i nostri ragazzi sono dei criminali. In realtà i nostri ragazzi sono dei lavoratori che offrono servizi, che offrono chiaramente manodopera. Con la nuova disposizione ad essere a rischio non sono solo le cooperative sociali siciliane, ma soprattutto i bilanci dei comuni. E sempre sulle strutture di accoglienza è intervenuto l'ex presidente dell'Ars e leader del movimento Futuristi, Nicola Cristaldi, sollecitando una rapida ricognizione di quelle strutture di accoglienza completate con fondi
fondi pubblici ma mai utilizzate per inerzia da parte delle pubbliche amministrazioni. A Messina, nuova manifestazione contro il ponte sullo Stretto, stavolta direttamente in mare con alcune feluche, le tipiche imbarcazioni per la pesca dello Spada, che hanno fatto sventolare la bandiera No Ponte e si sono radunate nel tratto di mare di fronte al quale dovrebbe essere costruito il pilone dell'infrastruttura sul lato siciliano. E a Catania arrivano i primi dati del monitoraggio dell'ARPA, l'Agenzia dell'Ambiente, sull'incendio che sabato scorso ha interessato la zona industriale. Secondo i rilievi effettuati sulle sostanze volatili si evidenziano elevati livelli di idrocarburi o composti organici che contengono benzene, sostanza dannosa per la salute, cancerogena addirittura. Non ci sarebbero invece numeri elevati nell'agglomerato cittadino appunto di Catania. E sempre a Catania una ultra ottantenne sventa 2 truffe e fa arrestare 3 persone. La donna intuisce il raggiro e avvisa i familiari. All'arresto ci pensa la polizia. Tonino De Mana. 2 tentativi di truffa, 3 arresti. Merito della polizia, ma soprattutto di un'arzilla anziana catanese lucida a tal punto di sventare l'ennesimo raggiro, consentendo agli agenti di intervenire e far arrestare il criminale di turno. È andata decisamente male ad un 51enne napoletano che aveva preso di mira una 81enne di Catania, spacciandosi per appartenente alle forze dell'ordine. Dopo aver contattato al telefono la donna, riferendo che il figlio aveva causato un grave incidente stradale nel quale era rimasta ferita una bambina, il truffatore aveva chiesto un'importante somma in denaro o in alternativa preziosi da consegnare ad un uomo che da lì a poco si sarebbe recato a casa sua. Insospettita l'anziana, che in passato aveva fatto arrestare 2 giovani, ha subito mandato un messaggio alla figlia chiedendo di avvisare le forze dell'ordine. Prontamente intervenuta la polizia si è presentata nell'abitazione della donna, dove nel frattempo il truffatore si era recato per riscuotere denaro e gioielli. Il 51enne è stato arrestato e posto ai domiciliari con braccialetto elettronico. Per l'anziana catanese gli elogi della polizia per la preziosa collaborazione. Per tutti gli altri la solita raccomandazione: occhio alle truffe e ai malintenzionati. E a Giarre, sempre nel catanese, i carabinieri hanno arrestato un 74enne di Santa Venerina per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un'attività di sorvolo con l'elicottero, i militari hanno notato una rigogliosa coltivazione di canapa indiana in un appezzamento isolato nella frazione di Macchia. Il 74enne, ignaro della presenza dei carabinieri, era intento a innaffiare le piante della sua piantagione. E sempre a Catania si festeggia Sant'Euplio, il martire compatrono con Sant'Agata della città. Celebrazioni in cattedrale e nella cripta a lui dedicata. La festa per Sant'Euplio precede i festeggiamenti di metà agosto di Sant'Agata che Telecolor e Antenna Sicilia trasmetteranno in diretta. Adelaide Barbagallo. A Catania si festeggia Sant'Euplio. Pochi conoscono la storia di questo diacono morto martire nel 304 per aver professato la sua fede in Cristo. Eppure Euplio è, assieme a Sant'Agata, il compatrono della città ed è anche il protettore dei diaconi. La sua festa, con i rispettivi riti, è inserita nel programma delle feste agatine d'agosto. Dopo la messa celebrata in cattedrale dal parroco Monsignor Barbaro Scionti, la traslazione del braccio reliquiario nel sito dedicato al santo, che si trova in piazza della Borsa e nella vicina via Sant'Euplio. Qui sorgeva un'antica chiesa ridotta in macerie da un bombardamento durante la Seconda Guerra Mondiale. Ad oggi sussiste solo la cripta. Secondo la tradizione, durante la persecuzione dell'imperatore Diocleziano, il governatore Calvisiano condannò Euplio alla decapitazione dopo l'esplicita dichiarazione della sua fede cristiana e l'affronto di aver portato i libri dei Vangeli banditi dall'impero al suo cospetto. La sua festa precede quella certamente più solenne della traslazione delle reliquie di Sant'Agata, che Telecolor e Antenna Sicilia trasmetteranno in diretta. Il 16 agosto, a partire dalle 18:45 su Telecolor, la processione del Sacro Velo della Martire catanese. Seguiremo tutto l'itinerario e i vari momenti di preghiera. Il 17 agosto alle 7:45 l'emozionante apertura del Sacello e alle 10:30 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo Renna. La sera la diretta a partire dalle 19:45 sarà su Antenna Sicilia, con tutta la suggestiva processione delle reliquie di Sant'Agata sino all'atteso messaggio dell'arcivescovo alla città e l'annuncio delle celebrazioni per il giubileo agatino del 900° anniversario della traslazione delle reliquie. A Giarre nel catanese l'ultima libreria indipendente aveva chiuso i battenti 9 anni fa. Oggi, grazie all'intraprendenza di 3 donne, il Comune Ionico ha di nuovo uno spazio culturale di aggregazione sociale. Emanuela Corsi.
In Sicilia, fanalino di coda a livello nazionale, più di 3 comuni su 4 non hanno una libreria sul proprio territorio. Negli anni c'è stata una vera e propria emorragia di librerie indipendenti costrette a chiudere non solo nelle grandi città, ma anche nei piccoli centri, dove erano il punto di riferimento per piccole comunità. Siamo a Giarre, nel Catanese. Qui l'ultima libreria indipendente ha chiuso i battenti 9 anni fa. Oggi, grazie all'intraprendenza di 3 donne, Nancy e la giovane Annalisa, il comune ionico torna ad avere un centro culturale e di aggregazione sociale. Un progetto nato poco prima che scoppiasse la pandemia, ci racconta Nancy, di professione avvocato, che ha iniziato questa nuova vita da libraia. Oggi aprire una libreria è una sfida e anche una scelta un po' in controtendenza. Ancora siamo agli inizi, soltanto qualche giorno che siamo aperte, però abbiamo già avuto un buon riscontro con il pubblico che sono venuti a trovarci, le persone sono venute a trovarci. Ieri addirittura è entrato un signore, ha comprato dei libri e giustamente nel consegnare il pacchetto con i libri noi abbiamo ringraziato e lui ci ha detto questa cosa: grazie, lo dico io a voi. Uno spazio capace di accogliere lettori di tutte le età, dai più grandi ai più piccoli. I bambini, ci lamentiamo che si legge poco, partiamo da loro. In un mondo sempre più frenetico e tecnologico, fatto di post e social, tutti dovrebbero riscoprire il piacere di leggere un libro. Leggere è importante, e qui non voglio andare per luoghi comuni a dire leggere ti rende libero, ma è vero. Leggere ti rende una persona pensante, ma è vero. Sono luoghi comuni, ma sono assolutamente veri. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo per parlare del festival Il Mosaico di Piazza Armerina e anche del concerto di Bruno Risas ad Agrigento. A Piazza Armerina è calato il sipario sul Mosaico Festival, tra suoni e visioni in location suggestive. Tonino De Mana. Un mix di suoni e visioni in location suggestive, un evento che ha fatto registrare il tutto esaurito ancor prima che si alzasse il sipario. Il Mosaico Festival ha colorato ed animato Piazza Armerina, che per 5 giorni si è trasformata in un palcoscenico multidisciplinare tra musica, cinema, fotografia, arte urbana e sperimentazione digitale. Da Piazza Cattedrale al Castello Aragonese, passando da Villa Ciancio al Bosco di Agricasale, decine di artisti si sono esibiti in talk, simpatici siparietti, concerti acustici, in una visione d'insieme che unisce creatività, impegno civile e senso di comunità. Gran finale con Marco Castello e band e Tony Pitoni. Mosaico Festival è un progetto coraggioso che continua a crescere anno dopo anno, portando l'infa culturale ad un territorio spesso fuori dai radar del turismo di massa. Musica, parole e grande partecipazione per Bruno Risas, protagonista ad Agrigento al Festival Il Mito. Davide Sardo. Che tempo portava il bambino a un fiore da porta spavento. La poesia che diventa musica, la musica che diventa rito collettivo. La live arena dello Sport Village esplode per Bruno Risas, protagonista del secondo grande evento del Festival Il Mito, che quest'anno celebra 20 anni di emozioni. Descrivo il mondo solo, secondo me, chissà com'è. Il cantautore calabrese, tra i più raffinati della sua generazione e considerato da molti l'erede dei De Gregori, ha incantato con oltre 2 ore di live tra parole, ironia e struggente autenticità. Sono convinti che basta un tutorial per costruire un'astronave e fanno finta di non vedere. Un concerto che ha attraversato la sua storia musicale, trasformando ogni brano in un racconto condiviso. La chiudo a chiave col chiavistello, quando ho temuto per la mia vita, seduto su un autobus di Milano. Musica d'autore, emozioni vere, un pubblico travolto e grato. Brunori conquista la scena e firma una serata da ricordare. Grazie di cuore. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo per parlare di calcio.
Parliamo di calcio, Tegola, Gomis per il Palermo, il portiere si infortuna e ne avrà almeno per 4 mesi. Rosanero alla ricerca di un nuovo estremo difensore. Marco Gulla. Almeno 4 mesi di stop e questa è la diagnosi al momento che riguarda il portiere del Palermo, Alfredo Gomis, infortunatosi in occasione dell'amichevole contro il Manchester City. Sfortunato l'estremo difensore rosanero che era riuscito a convincere Inzaghi ad essere titolare. Anche l'anno scorso è andata così. E adesso per il Palermo è caccia ad un nuovo portiere. Per il rosanero si fa in salita la pista che porta a Klinsmann. L'opzione più accreditata che avrebbe voluto il portiere del Cesena rosanero era quella dello scambio proprio con Gomis, chiaramente tramontato alla luce dell'infortunio. Il club di Viale del Fante potrebbe andare all'assalto di Semper, portiere croato del Pisa che Inzaghi conosce bene. Pista aperta anche per Gollini, ormai fuori dal progetto di Gasperini alla Roma e voglioso di riscatto, di rilanciarsi. Il club giallorosso, per favorire la trattativa, sarebbe disposto a collaborare, anche contribuendo al pagamento dell'ingaggio dell'estremo difensore. La squadra intanto lavora per la gara di Coppa Italia di sabato a Cremona, il primo vero impegno ufficiale per i siciliani. E nel prossimo fine settimana il primo turno della Coppa Italia di Serie C, con le siciliane tutte impegnate, ma intanto non si ferma il mercato. Francesco Triolo. È la settimana che porta al primo impegno ufficiale della stagione, il primo turno della Coppa Italia di Serie C. Aprirà il Siracusa, sabato alle 18 a Foggia, domenica sarà il turno di Trapani a Picerno e Catania a Crotone, tutte in trasferta alle siciliane. Tappe d'avvicinamento diverse, quindi il Catania deve inserire in gruppo i 2 nuovi arrivati, il trequartista d'ausilio e il centrocampista Loi. Saranno loro gli osservati speciali della settimana per il tecnico toscano che guarda anche all'infermeria. Lo staff medico è al lavoro per recuperare gli acciaccati di Tacchio, Rolfini e stop e soprattutto sull'ultimo conta l'allenatore in vista della gara di Coppa. Sul mercato dovranno arrivare ancora un paio di giocatori, ma la sensazione è che la società non abbia fretta, piuttosto l'interesse a scegliere al meglio. Il Trapani invece continua i suoi movimenti in uscita per sfoltire la rosa. Dopo l'addio di Liotti andato alla Casertana si attende di sbloccare la situazione legata a Luca Verna ed Erling Segberg, i 2 centrocampisti anche loro in uscita. Lavora in entrata invece il Siracusa. Il direttore sportivo Antonello Laneri ha messo le mani sul trequartista Luan Capanni, svincolato dopo l'anno a Latina, che dovrebbe presto legarsi agli azzurri. La squadra, allenata da Marco Turati, intanto ha ripreso ieri la preparazione in vista proprio del match di Coppa Italia di sabato prossimo a Foggia. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.